Ciao, buongiorno. Allora, 10 marzo di un anno non particolarmente nevoso e quindi tocca già iniziare a camminare prima di mettere gli sci. Per cercare un po' di neve siamo venuti nella zona di Forni, però ce n'era verso, diciamo, il Giaff e le Forcelle, quelle come Scodovacca o Pecoli. Di neve ce n'è molta in alto, però sotto ce n'è veramente pochissima, per cui abbiamo provato a fare il passo della Mauria, siamo entrati in Veneto, siamo scesi verso il Cadore per fare l'attacca del Cridola. Purtroppo anche qui all'inizio non c'è neve, adesso stiamo camminando da circa un 5 minuti per guadagnare il fondo della valle, poi speriamo che inizi un po' di neve. In alto ce n'è, quindi insomma almeno un po' di gita sarà bella, avvicinamento e rientro saranno un po' da patire. Bene, dopo 4 ore e 10 e pure un pezzettino a piedi per fare gli ultimi 50 metri siamo arrivati alla Forcella, all'attacca del Cridola. Gran spettacolo, cioè 4 ore di salita, tipo 300 inversioni, però tanta roba. Qui dietro verso Forcella Scodavacca, poi c'è il rifugio Giaff, il rifugio Padova, tutta la zona lì spettacolare veramente. Tra l'altro anche la neve è molto buona, almeno c'è un bel pezzo, tutto il canale qui, anche il vallone prima di scendere, la neve è buona. Poi speriamo che sotto abbia mollato, stamattina era tanto dura, e poi vabbè il pezzo a piedi, quello tocca rifarselo. Noi siamo saliti di qua, adesso torniamo giù da questa parte e qui verso il Cadore. Ora qui la vista si è un po' richiusa, ma si vede bene un po' qui da sotto tutta la valle. Adesso non si vedono più, si vedevano qui dietro le 3 cime di Lavaredo, le Marmarole, e poi c'è tutto il gruppo delle Dolomiti di Sesto fino ad arrivare a quella confine, probabilmente laggiù il confine con l'Austria. Davvero una zona spettacolare, qui è pieno di guglie, gugliette. E poi arrivati in Forcella, qua la vista si apre su tutti, penso anche qua ci devono essere i Monfalconi e tutte quelle Dolomiti friulane lì. Adesso di preciso non so quali siano, ma veramente top. Abbiamo perso 2 persone che sono rimaste sotto e adesso 2 foto di rito e si scende.
Bello, eh? Bene, siamo tornati sulla strada che ci riporterà la macchina, circa 2 km, adesso un po' in discesa e dopo purtroppo un pezzettino in salita. La gita è stata molto bella dal punto di vista dei panorami, su è fighissimo,
praticamente, sono Dolomiti, ambiente veramente spettacolare. E la neve buona nella parte alta, diciamo dai 1800 in su fino ai 2003, bella sciata ancora, tanta neve, un po' di spolverino, bella. Dopo purtroppo crosta, è stato faticoso, e poi alla fine abbiamo trovato anche crosta non portante, un tratto abbiamo dovuto togliere gli sci, camminare, si sprofondava, un macello, faticato tantissimo. Con queste condizioni nel complesso la gita non è positiva oggi, perché va bene un po' di bella neve in alto, però sia l'avvicinamento e poi il rientro è stato massacrante. Questa indubbiamente è una bellissima gita in un posto fantastico, però bisogna farla con più neve o forse con altre condizioni di neve nella parte più bassa, perché se qui camminare lungo la strada, vabbè, ci si porta dietro gli sci, magari la si fa con le scarpe, però il grosso problema, soprattutto in discesa, è stato il tratto di neve dove ormai aveva mollato. È vero che siamo stati tanto a salire, anche se siamo partiti presto, abbiamo perso un po' di tempo e siamo scesi un po' tardi, però probabilmente anche scendendo un'ora prima non sarebbe cambiato troppo. Nella parte bassa c'è troppa poca neve in questa stagione, per cui sicuramente è una bellissima gita, ma da fare con condizioni di innevamento diverse. Come al solito sotto in descrizione ti lascio la traccia e se c'è qualche articolo, avevo trovato qualcosa su questo giro. Io come al solito ti ringrazio per avermi seguito e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao, a presto!